Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, giovedì 6 luglio. Senta, così, mi sembra che quest'estate sia un po' calda dal punto di vista così dell'emozione, perché abbiamo avuto il camper dell'amore che è scomparso, quella coppia che si è esibita come dire, di notte, ma era all'aperto, insomma ha fatto un po' il giro di tutto. C'è anche la caccia, buongiorno, ciao caro. C'è anche un po' la caccia alla coppia, so che qualcuno dice che è quella piuttosto che quell'altra, eccetera. Adesso qua siamo in Piazza Europa, da pochi giorni hanno aperto un sexy shop qui sotto il portico. Lei cosa dice, che è un po' navigato su questi della società? Siamo tutti navigati, però viviamo in una società in cui, come dire, gli atteggiamenti sono sempre più disinibiti, più aperti. Io non sono mai per creare barriere, ecco. L'importante è che ci sia il rispetto del decoro e della qualità anche dei rapporti tra le persone. Dopo, se qualcuno decide di utilizzare le strutture per i propri piaceri, lo deve fare nel modo più corretto. Però questo mi permette, se mi consenti, di entrare su un altro tema che ho visto il sindaco lanciare in queste ore, insomma, il tema contro il torso nudo, sì, o il costume un po' troppo audace presentato o nel centro storico o nelle altre realtà cittadine. Ecco, io la ritengo questa una distrazione di massa da parte del sindaco. Aprire una crociata su questo punto e dove sembra che questo sia il grande problema del decoro della città, mi sembra onestamente una forzatura inesistente. Primo, perché non abbiamo assolutamente un corpo di polizia municipale che sia in grado di fare un servizio che va a caccia delle signore o signorine o di maschietti a chiappe un po' nude. Diverso è, invece io gli pongo un altro tema al sindaco: guarda che il decoro, sindaco, è un tema un po' più complessivo. Forse ti stai dimenticando che stanno arrivando in ZTL i tir che stanno devastando il nostro centro storico, ti stai dimenticando che abbiamo cacchette dappertutto e lo sport maggiore, quello che dobbiamo camminare per evitare, noi turisti, evitare di pestare le cacchette, anche lì si dovrebbe multare. Sai che ci sono auto ormai parcheggiate in tutti i luoghi del nostro centro storico, impedendo anche una qualità organizzativa di vita di un certo tipo. Siamo tra l'altro in Piazzale Europa, ti ricordo che non abbiamo la stazione autobus, non hanno i turisti che arrivano la possibilità di ripararsi dal sole e dalla pioggia. Abbiamo le bici che corrono elettriche che corrono a 60 all'ora, spesso contromano. Aspettiamo che ci sia qualche, speriamo di no, qualche morto per intervenire prima. Quindi il tema del decoro e della qualità di vita della nostra città credo che sia un tema più complessivo. Tra l'altro, ecco, mi dimenticavo un altro tema che reputo scottante: i bidoni delle nostre immondizie. Per fortuna arrivano tanti turisti, sono pieni di immondizie, spesso diventano banchetto dei gabbiani che sparpagliano immondizie in tutta la città. E allora, ecco, se vogliamo parlare di decoro, cerchiamo di avere una visione più complessiva. Capisco che è difficile risolvere questi problemi. A oggi non ho ancora visto, ecco, quella qualità, e non è sufficiente, sindaco, dei brevi spot tipo il Pascolon, che vai là, ti fai la foto e dopo vai via, tra l'altro portando via il ruolo anche di chi ha un compito istituzionale di coordinare il funzionamento della viabilità sul nostro territorio. Semmai lavoriamo di più per risolvere il problema dell'Arzeron e risolvere tante altre questioni sulla viabilità del nostro territorio. Quindi distrazioni di massa contro le chiappe nude, che a dire il vero non ne vedo tante, e quindi non capisco il sindaco da dove sia partito. Purtroppo. Quindi facciamo anche una battuta di spirito finale. Certo. Grazie.
Con una delibera approvata lo scorso 4 luglio, la Giunta regionale del Veneto è intervenuta ancora una volta per affrontare le criticità legate alle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. L'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin ha annunciato l'approvazione di un provvedimento che destina ulteriori 29 milioni di euro per ridurre le liste di attesa e garantire una risposta adeguata alle esigenze di salute dei cittadini veneti. Il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa è il quadro di riferimento che richiede alle aziende sanitarie di conoscere e monitorare i bisogni e le priorità assistenziali dei pazienti, nonché l'offerta delle prestazioni fornite. Responsabili dell'attuazione dei piani operativi per programmare le attività e mettere a frutto le risorse assegnate sono le stesse aziende ULSS regionali, 9 in Veneto. Tra gli obiettivi prioritari è stata affrontata la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni traccianti di classe B e D, che da oltre 71.000 a fine maggio in classe D sono state ridotte a meno di 58.000 verso fine giugno. L'assessore Lanzarin ha sottolineato che sono state privilegiate le azioni per il recupero delle liste di attesa, con un focus sulle prestazioni traccianti di attività specialistica ambulatoriale di classe D. È importante mantenere i risultati già ottenuti per le prestazioni di classe B, afferma, che hanno registrato un notevole abbattimento delle liste di attesa. Con questo ulteriore investimento di risorse, la Regione del Veneto si impegna a fornire un adeguato supporto alle aziende sanitarie per affrontare le sfide legate alle liste di attesa, garantendo un accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie e il benessere dei cittadini veneti. Alla ULSS 3 Serenissima, azienda di riferimento per Chioggia, sono stati destinati oltre 3 milioni di euro. Questo per la fase 1 dell'intervento. Vi sarà una fase 2 con una dote di 9 milioni di euro, le cui modalità saranno definite successivamente. Le aziende, per superare in maniera strutturale la problematica delle liste d'attesa, lavoreranno sull'appropriatezza prescrittiva, sia con i medici prescrittori interni che con i medici di medicina generale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, come potete vedere dalle riprese delle foto, per quanto riguarda, diciamo, il prolungamento della stradina che c'è in via del Boschetto, è stata chiusa era una stradina che era non in mezzo diciamo, alle piante, non asfaltata, e andava a congiungersi, diciamo, con il lungomare in pratica. Alcuni la utilizzavano. Io personalmente ci sarò passato forse 3-4 volte in tutta la mia vita, però c'era gente che la utilizzava abbastanza frequentemente perché è più comoda per arrivare sul lungomare e anche per tornare in pratica, in bicicletta ovviamente, non in macchina. Anche se, diciamo, c'è la possibilità di passare con la macchina una volta. Allora, siccome è stata chiusa, qualcuno ci ha chiamato ed era un po' allarmato chiedendoci se è possibile che appunto c'è questo nuovo, diciamo, investimento molto importante di cui abbiamo parlato, appunto questo supermercato, ma come mai l'hanno chiusa, e quindi, diciamo, erano un po' così un po' allarmati di questa chiusura. Allora abbiamo, così in maniera non ufficiale, ci siamo informati. Allora, premesso che ovviamente la nostra non è una dichiarazione ufficiale, casomai sarà l'azienda a parlare, ma non c'è nessuna volontà di chiudere quella strada. È stata chiusa perché ovviamente c'è un cantiere e quindi c'è un responsabile dei lavori, quindi se qualcuno si fa male, diciamo, ne ha la responsabilità, e quindi per motivi appunto di sicurezza è stata chiusa, però non verrà riaperta, anche perché dentro tutto quanto l'investimento, ne abbiamo parlato ancora tempo fa, c'è anche un campo di bocce e quella stradina serve proprio per arrivare al campo di bocce. Verrà fatto in modo tale, c'erano anche degli alberi caduti, quindi sono stati tolti, e poi verrà fatto in modo che ci saranno anche dei dossi, perché non devono passare le macchine. Quindi riteniamo di dare, diciamo, prima che magari qualcuno non faccia qualche manifestazione per prendere qualche like, e sappiate che, insomma, abbiamo ragione di credere che sia proprio così, e quindi non preoccupatevi che non verrà chiusa. Comunque, dall'esperienza che abbiamo, quando una strada, anche se fosse privata, rimane aperta per oltre un anno, un mese, un giorno,
nessuno la può chiudere. Se la chiude si fa diciamo posizione e deve essere riaperta. Quindi diciamo e comunque, a parte questo, da quello che abbiamo sentito, non c'è nessuna volontà di chiuderla. Tra l'altro questo investimento importante viene fatto per dare più visibilità possibile, più diciamo viabilità, una viabilità migliore. Mi diceva anche che la pista ciclabile che c'è già nella parte appunto della via del Boschetto si congiungerà con un'altra pista ciclabile proprio per migliorare appunto la viabilità in questo senso. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Alla cartoleria Pegaso da quest'anno puoi prenotare i testi scolastici. Affrettati! Il consigliere regionale Marco Dolfin, Lega Liga Veneta, ci informa che la Regione del Veneto ha avviato una procedura negoziata per l'affidamento del contratto d'appalto che consentirà l'innalzamento di un ponte ferroviario sull'idrovia Po-Brondolo. L'obiettivo di quest'opera è consentire il transito di navi più capienti, rappresentando un importante passo avanti nella mobilità commerciale, portuale e turistica lungo la dorsale. Il consigliere ha commentato l'iniziativa affermando che con l'intervento si andrà a risolvere uno dei più importanti colli di bottiglia del sistema idroviario veneto e padano. L'altezza libera del ponte, attualmente compresa tra i 4 metri e i 4,75 metri, passerà a 7,20 metri grazie all'elevazione dell'esistente campata mobile. I lavori, finanziati con fondi comunitari e regionali, permetteranno alle navi di quinta classe CEMT di transitare sull'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco, che collega Mantova all'Adriatico. Ciò comporterà una riduzione del trasporto su camion, portando miglioramenti sia in termini di viabilità che di ambiente grazie alla riduzione dell'inquinamento. L'inizio dei lavori è previsto per l'autunno e il consigliere Dolfin ha espresso il suo ringraziamento all'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Elisa De Berti per l'impegno nella realizzazione di questa importante opera del valore di 5,7 milioni di euro. Il ponte che attraversa il canale di Rosolina è di competenza di RFI e serve la linea ferroviaria Rovigo-Chioggia tra il comune di Loreo e il comune di Rosolina, con una struttura in acciaio a 3 campate e una lunghezza complessiva di 100 metri. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ennesimo colpo di scena di Elon Musk e del suo ultimo giocattolo Twitter, il social sul quale l'enfant prodige sembra aver perso il suo tocco di Remida. Il limite dei post che si possono leggere ogni giorno da parte degli utenti senza spunta blu è infatti limitato a 300 al giorno. Detta così sembra un tentativo maldestro di attirare di nuovo gli utenti pubblicitari, soprattutto dopo la nomina di Linda Iaccarino, ex direttrice marketing di una delle più grandi aziende mediatiche del mondo e adesso a capo di Twitter. La ragione invece forse è da ricercare nel lancio in questi giorni dell'anti-Twitter da parte di Meta, Threads, l'app di microblog che insieme a ChatGPT toglie il sonno al miliardario patrono di Tesla. Un'altra notizia che non deve averlo rassicurato è infatti che Erica Marsh, influencer liberal americana di Twitter, non esiste e che l'account è un fake con oltre 130.000 followers. Immagini false dunque e contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Ce n'è abbastanza per far correre ai ripari Musk, preoccupato che i concorrenti prelevino le preziose informazioni e i preziosissimi dati personali degli utenti, profilandoli dalla sua piattaforma. Se a questo aggiungiamo che a novembre comincerà la grande giostra delle elezioni americane e che nel 2016 furono vinte da un outsider che però sapeva usare Twitter molto meglio della sua navigata avversaria, per non parlare delle email, c'è da preoccuparsi,
anche guardando l'ultima mossa del guitto Prigozhin, che ha chiuso la sua fabbrica dei troll a San Pietroburgo, che si diceva avessero influito proprio sulle elezioni del 2016 e sul referendum della Brexit. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 6 luglio, è la farmacia San Marco in via Marco Polo Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!